Aldo in Arcadia. Una mattina, mentre faceva colazione, Aldo sentì bussare alla sua porta. Il re vuole vederti, Aldo. Per meglio dire, vuole vedere l'aspirapolvere. Cirillo, il tuo aspirapolvere vola. Ma va, è già molto se pulisce i tappeti, Leo. Buongiorno, maestà. Ho sentito parlare di te. Mi piacerebbe volare. Immagino che devo cavalcarlo, vero? Proprio così, maestà. Vola! Ehi, Madico! Attento! Se legga forte, maestà! Poveri noi! Aiuto! Aiuto! Stiamo precipitando nel fossato! Nessuno mi ha mai insultato così. Arrestateli! Vieni qui, birbone! Schiafferò in galera anche te! Chissà quanto tempo dovremo rimanere qui. Ehi, un momento! Arriva qualcuno! Non temete, quando il re si sarà calmato vi tirerò fuori. Per ora papà è ancora furibondo. Ci dispiace veramente, Aldo. Ci siamo resi conto che è stato un incidente. Il fatto è che mi piacerebbe veramente volare. Beh, forse lo zio Emo ci può aiutare. Bisogna che ci rifletta bene, ma sì, credo di aver trovato la soluzione. Accidenti! Cosa sta succedendo? Lo zio Emo ha fatto comparire dei dolci magici. Maestà, quando volete volare, prendete una di queste caramelle. L'effetto dura un'ora. Non mi resta che provare. Oh, volo! Guarda, papà sta decollando da solo. Per i servigi resi al regno di Arcadia, vi nomino Cavalier Aldo e Cavalier Zio Emo. Il re trascorse il resto della giornata levitando beatamente fra le nuvole del suo reame.